Buonasera e bentrovati all'appuntamento serale con l'informazione su Telefriuli. Numeri bassi nel report Covid di oggi in Friuli Venezia Giulia, dove su 2018 tamponi molecolari sono stati rilevati 60 nuovi contagi, tra cui 6 migranti richiedenti asilo nell'area triestina, con una percentuale di positività del 2,97%. Sono inoltre 4.758 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali è stato rilevato un caso. Nella giornata odierna non si registrano decessi, scendono a 10 le persone ricoverate in terapia intensiva e restano stabili i 44 ospedalizzati in altri reparti. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale non sono state rilevate positività e non sono stati registrati contagi nemmeno nelle strutture residenziali per anziani. Ritrovato l'uomo che si era perso ieri in montagna, questa mattina il recupero, vediamo. È stato ritrovato sano e salvo alle 8 di questa mattina nei pressi della casera Montefarra, il 65enne di Zoppola che si era perso ieri sera mentre scendeva dalla cima del monte. Lui stesso aveva lanciato l'allarme alle 19 spiegando di aver raggiunto la cima alle 16 e poi di aver iniziato la discesa perdendosi nel bosco senza via d'uscita. La Sores aveva allertato la stazione di Maniago, ma poi l'uomo non è stato più raggiungibile al telefono. Ha trascorso la notte nel bosco e con le prime luci del giorno si è rimesso in cammino raggiungendo la casera. Le ricerche sono riprese alle 6 di questa mattina e hanno visto l'impiego anche dell'elicottero della Protezione Civile da Tolmezzo. Sul posto si erano recati anche a rinforzo i soccorritori della stazione di Pordenone e Valcellina del Soccorso Alpino. E una donna di 56 anni di Spilimbergo è caduta scendendo da Casera Rest verso il Passo Rest, inciampando in un canale di displuvio lungo la strada. Nell'impatto si è procurata una probabile frattura al polso. Per recuperarla è stato richiesto il supporto dell'elicottero della Protezione Civile, dal momento che ci sarebbe voluta circa un'ora per raggiungerla in auto dal passo e la donna aveva dei capogiri e non riusciva a camminare. Sull'elicottero sono stati imbarcati 3 soccorritori della stazione di Maniago che le hanno steccato l'arto e l'hanno ricondotta a valle. Ancora a cronaca, perde il controllo della sua Audi e carambola contro auto e scooter parcheggiati. È successo nella serata di ieri, intorno alle 23:30, quando per causa in corso di accertamento da parte del radiomobile di Aurisina, un quarantenne triestino ha perso il controllo della sua Audi in via Campo Romano a Opicina, nel comune di Trieste. Violento l'impatto contro auto e scooter parcheggiati a bordo strada. Il conducente dell'Audi è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Non è in pericolo di vita. Sul posto, insieme ai carabinieri del radiomobile e ai vigili del fuoco del distaccamento di Opicina per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A4 all'altezza di Ontagnano e svincolo di Palmanova. A scontrarsi 2 auto e un camper, disagi per il traffico, ma non è stato necessario chiudere la A4. Sul posto l'equipaggio dell'elicottero sanitario che ha soccorso le persone rimaste ferite, nessuna in maniera grave. Una cinquantina di migranti sono stati rintracciati questa mattina dalla Polizia di Stato nella zona di Trieste ai confini. Sono in corso le operazioni di identificazione. Nella serata di ieri poi a Udine, in via Cividale, i carabinieri della stazione di Feletto Umberto hanno rintracciato un cittadino migrante di nazionalità pakistana di 27 anni in buone condizioni di salute, irregolare sul territorio nazionale. Ha chiesto asilo. È stato accolto alla ex caserma Cavarzerani, avviato a triage e quarantena fiduciaria. Denunciata per evasione in stato di libertà una donna di 43 anni di Campoformido, sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, autorizzata a raggiungere l'ufficio dell'INPS di Udine, si è intrattenuta in un luogo diverso senza un motivo giustificato, rendendosi anche responsabile del furto di diversi generi alimentari ai danni di un supermercato di Udine di via Vittorio Veneto. A deferirla a piede libero sono stati i carabinieri della stazione di Feletto Umberto. Festeggiata questa mattina a Udine la Fieste de Patrie dal Friul. La 44esima edizione si è svolta nuovamente in presenza, molte le autorità intervenute. Vediamo. Prima la messa solenne in Duomo, poi una gigantesca bandiera del Friuli srotolata in Piazza Libertà. Udine ha celebrato oggi, nella giornata conclusiva di Friuli Doc, la 44esima festa della Patria del Friuli, trasferita dal tradizionale 3 aprile per la pandemia. E anche noi facciamo vedere le nostre bandiere,
Ho voglia di manifestare un'identità, un leam, una radice che fa parte di queste storie. Voi avete veduto le vigne fatte vigno del tor dall'orloi di Juan da Udine, che si firmava a Roma Furlano, perché teneva la sua identità di Furlan dal 1500, quando lavorava con Raffaello e Michelangelo. E allora voi, Giovanni da Udine, non si è permettuto di mettere sulla sottor le aquile del Friuli. In Piazza Libertà è stata letta anche la bolla dell'imperatore Enrico IV, l'atto fondativo della patria, datata 3 aprile 1077. Cecino come Furlans. Beh, credo che si inscritte e cassace calo di lavorare. Lo dis perché vi una grande tradizione, ma lo dis anche perché vi tanti bravi giovani e tanti bravi imprenditori che attengono alti non dal Friuli, stanno cidins. C'è tante pubblicità, però tal mondo si fa in Cognossi e anche in Friuli. Allora che due caratteristiche sa chi? La semplicità, quindi, no? E il fatto di sei buoni, di sei concreti. A nos fasi sentì che non ha bisogno di tanti schiaccari, ma che va subito al cur dei problemi se da srobi. Lo dimostri sempre. Andiamo adesso a Campoformido, dove è stato completato il rifacimento della scuola dell'infanzia. Vediamo. Tutto secondo il cronoprogramma che avevamo definito e annunciato alle famiglie e alla dirigenza dell'istituto comprensivo. Ha commentato così, soddisfatta, il sindaco di Campoformido, Erika Furlani, all'inaugurazione e al termine dei lavori di ristrutturazione della scuola dell'infanzia del capoluogo. Sono molto felice perché, innanzitutto perché stiamo rispettando la parola data, cioè inizierete l'anno scolastico nella scuola nuova, e così è stato. È fondamentale investire sul futuro dei nostri figli e in particolare sulle strutture in cui crescono, vengono educati, apprendono, e la Regione in questo è sempre stata in prima linea. In particolare in questi anni c'è stato un impegno costante e importante anche a livello di risorse per favorire la ristrutturazione, la riqualificazione di ambienti scolastici, vuoi scuole dell'infanzia come oggi. Significato di inizio nuovo, di rinascita dopo 2 anni difficili, un anno che per la scuola dell'infanzia di Campoformido è stato particolarmente difficile perché i bambini e le maestre si sono dovute adattare in uno spazio ristretto e provvisorio per permettere i lavori. Genitori e personale scolastico della scuola elementare di Rorai Piccolo hanno chiesto di risolvere le problematiche che si presentano durante i periodi di pioggia nel cortile della scuola del paese, situazioni che provocano disagi al rientro degli scolari nelle classi. Il sindaco Marco Sartini ha quindi annunciato di aver messo in atto un inedito intervento mirato a risolvere il problema, modellando il terreno per livellarlo e soprattutto realizzando nel sottosuolo del cortile scolastico una rete di tubazioni che raccolgono le acque e le convogliano sulla rete stradale. Questo intervento dovrebbe accelerare l'asciugatura del cortile per favorire il gioco all'aria aperta dei bambini in ogni stagione dell'anno. L'intervento dovrebbe risolversi in poche settimane. La comunità etiope in Friuli ha festeggiato ieri il Kudus Ioannes, il Capodanno 2014 secondo il loro calendario. A Teor è stato organizzato un pranzo di beneficenza per raccogliere fondi da destinare alla regione del Tigray, devastata da una guerra che, chiedono, non sia più ignorata dall'Occidente. Sentiamo. Per noi è Capodanno del 2014, con cui abbiamo preparato un pranzo di beneficenza. E invece di festeggiare solo per noi, anche per ricordare i nostri fratelli e amici che sono in Tigray, che sono colpiti dalla guerra che è in corso. Da 10 mesi che c'è guerra in corso, fino adesso c'è tutto il lockdown delle comunicazioni, tutti i tipi di servizi, non c'è niente. Quindi la gente c'è in grande sofferenza. Anche morte di fame, fino adesso che proprio ci sono gente che stanno morendo di fame. Io sono da 13 anni qui in Italia, in Friuli specificamente, e sentivo fino a 10 mesi fa, adesso non sento chi c'è nel Tigray, e invece sento chi è nella capitale dell'Etiopia. Però anche quello
vivono in capitale dell'Etiopia non arrivano a sentire chi c'è nella regione, perché nella regione da 10 mesi non c'è internet, non c'è telefonia, non c'è nessun modo di comunicarsi con le famiglie. Noi vogliamo chiedere all'Italia che anche portavoce ci faccia sentire che anche loro si preoccupano di genocidio che sta succedendo nel nostro paese. Sono più di 10.000 donne che sono state violate. Qui non sentiamo che parlano, non sentiamo che proprio ci sentiamo soli. Vogliamo chiedere all'Italia che noi ci teniamo, siamo italiani, quindi vogliamo che anche l'Italia faccia la sua parte. Doppio podio al Premio Narrativa Internazionale La Tisana per il Nord-Est. Le migliori opere sono risultate quelle di Lana Bastasic e Paolo Malaguti. Vediamo. Il premio Narrativa Internazionale La Tisana per il Nord-Est è andato quest'anno a Lana Bastasic per Afferra al Coniglio, a Paolo Malaguti per Se l'acqua ride. A contendersi l'ambito riconoscimento scrittori nati o residenti in Triveneto, Austria, Croazia e Slovenia, con opere di narrativa ambientate in questo territorio. Per la prima volta nella storia quasi trentennale del concorso, la giuria ha deciso di premiare 2 opere che in modo molto diverso affrontano il tema della memoria e del rinnovamento dell'identità del territorio e di chi lo vive. Partono da una memoria di cose che ci sono state ma che non ci sono più, quindi sono, diciamo, dei testi che vanno avanti e indietro nel tempo. Uno, Malaguti, va indietro addirittura all'alluvione del Polesine, quando una certa realtà culturale e anche, diciamo così, di gestione del territorio è sparita completamente e c'è questa nostalgia forte verso il passato. Afferra il Coniglio è una storia sulla Bosnia, questa identità che continuamente si rinnova in cerca di pace, quindi quello delle 2 protagoniste è un viaggio alla ricerca di se stesso. Mi significa molto questo premio perché il mio romanzo non volevo che fosse un romanzo locale, volevo che sia un romanzo europeo, leggibile in tutta l'Europa, ed ecco questa è una via come ho potuto raggiungere i nuovi lettori. Ricevere il premio La Tisana per il Nord-Est è per la mia storia personale una gioia doppia, perché è stato da qui idealmente che nell'edizione del 2010 avevo pubblicato il mio primo romanzo, ho ricevuto una menzione e questo mi ha aiutato ad aver fiducia e a continuare il viaggio. Ieri sera in Piazza Libertà ad Udine, in occasione della 27esima edizione di Friuli Doc, al termine di un piacevole ed applaudito spettacolo, Elisa Mollettieri ha ricevuto dall'assessore al turismo e grandi eventi del comune di Udine, Maurizio Franz, la fascia di Miss Friuli Venezia Giulia, valido per l'82esima edizione di Miss Italia. Elisa, che si era già aggiudicata il titolo di Miss Tele Friuli, è una studentessa universitaria di economia con la passione della scrittura. Ha dichiarato di partecipare al concorso in quanto lo ha seguito sin da bambina in televisione ed ora, che ne ha la possibilità, vuol provare in prima persona le emozioni e tutte le esperienze che Miss Italia offre. Sono inoltre state elette Valentina Petris di Qualso di Reana del Roiale, Miss Cinema Friuli Venezia Giulia, mentre Beatrice Basaldella di Pordenone è titolata Bis Bimatch Friuli Venezia Giulia, subentrando a Elisa Mollettieri. Siamo allo sport, Udinese vittoriosa alla Spezia e appunto vittoria in extremis per l'Udinese contro lo Spezia, decide all'88esimo una rete del neoentrato Samardzic nel momento di maggior sofferenza dei bianconeri che avevano salvato una palla sulla linea con Nuitink. 7 punti in 3 partite per la squadra di Gotti che la prossima settimana affronterà Napoli, Roma e Fiorentina. Sentiamo le parole di mister Gotti. Una partita che probabilmente sarebbe stata più giusta, per la quale il risultato più giusto sarebbe stato probabilmente il pareggio, perché le squadre si sono un po' equivalse, hanno avuto occasioni entrambe, hanno sofferto entrambe, in un campo però che è caldo in tutti i sensi, perché c'era calore del pubblico e anche una temperatura che ha messo in difficoltà più di qualcuno dei miei. 3 partite di campionato e è ovvio che siamo tutti contentissimi, mi auguro i tifosi come me in questo momento, siamo tutti contentissimi. La settimana prossima, in 6 giorni, affrontiamo Napoli, Roma e Fiorentina. Quindi diciamo che questa dote che ci portiamo via dalla Spezia questa sera è un aiuto nell'affrontare 3 partite molto complicate. Il telegiornale finisce qui, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona serata.